Siamo con Giampaolo Fontana, titolare di Ivo Fontana e FAR 1951. Olimpiadi vuol dire anche turismo e richiamo internazionale. Quanto è importante l'arredamento per la recettività e accoglienza? Dunque direi che tutti gli stati del mondo hanno delle peculiarità importanti. Chi ha il petrolio, chi ha i diamanti, chi ha le terre rare. Insomma, noi abbiamo le montagne, le Dolomiti, abbiamo già un turismo qualificato e direi che gli ambienti incantati che abbiamo qua da noi nelle Dolomiti e tutto quello che può offrire lo svago, le passeggiate estive, lo sci, gli ambienti magici dell'inverno con la neve, noi ce l'abbiamo. Quindi le Dolomiti, no? Quello là è il nostro petrolio. Dobbiamo rendere sempre più attraenti le vacanze e il vivere in montagna. Solo questo e noi siamo già a posto. Quando si parla di arredamento e montagna, si pensa sempre a soluzioni classiche, ma in realtà l'innovazione e la tecnologia stanno diventando sempre più importanti nella progettazione e nell'arredamento. Certo, il classico, l'arredamento rustico. Partono da Roma, dal Giappone, dalla Cina. L'arredamento rustico di montagna italiano è caldo, è una cosa che dà emozioni subito. Il legno quindi qui è il mago dell'accoglienza, perché noi entriamo in un ambiente, un bar, un B&B, un albergo e si ha subito il calore del legno che viene lavorato in tante maniere e suscita le prime emozioni, insomma, no? Poi c'è l'acqua che in tante forme si è trasformata, quindi il bagno turco, le saune, l'idromassaggio, effetti dolci emozionali, tutte cose che messe assieme al calore, quindi il fuoco, caminetti, multiuso, tutto il discorso delle energie alternative che si usano attualmente permettono di avere un ambiente caldo e anche qua l'albergatore, chi è, deve un po' formarsi e deve chiedere le soluzioni più aggiornate possibili. Montanari sì, ma col cuore sempre in mano. Olimpiadi invernali vuol dire montagna e montagna vuol dire ambiente. Quali sono le novità del settore verso i temi ambientali? Parliamo di materiali, di energia? Qua c'è un'evoluzione continua nei materiali, perché ormai l'estetica basta farsi un giro e si può vedere fra Tirolo, Trentino, Austria e qui da noi l'estetica ce n'è tanta da scegliere. Gli isolamenti, quindi i cappotti che hanno appena seguito gli isolamenti delle case, sono molto vari e è un materiale innovativo in continua evoluzione che permette di risparmiare, di star bene e quindi è una cosa che si deve assolutamente tenere in considerazione. Il discorso termico, quindi pannelli termici che riscaldano l'acqua, pannelli fotovoltaici che creano energia a costo direi quasi zero, perché una volta ammortizzato l'impianto che si fa in pochi anni si dispone di corrente tutto l'anno. E dopo i materiali della verniciatura, del legno, quelli che vengono usati nei pavimenti, nei rivestimenti, sono molto ecologici. E poi il recupero, perché al giorno d'oggi sia a livello di marmi, di composizioni in legno, di finiture, c'è la possibilità di riciclare tanti materiali che una volta non si poteva fare e tanti agglomerati che hanno effetti estetici come un marmo che costa migliaia di euro al metro quadro, ma che è accessibilissimo a tutti, insomma. Insomma, vi ringraziamo e salutiamo Giampaolo Fontana e grazie. Grazie a voi, grazie a Radio Più, Radio Club, che hanno fatto questa idea di diffondere un po' queste Olimpiadi e il clima olimpico nella nostra provincia e dove arriva il segnale in tutto il Veneto. Ci sarà
piacevoli emozioni per tutti.